Si chiama percorso di tutela, una tra le soluzioni proposte dai sindacati per scavalcare i tempi d'attesa per una visita o una diagnostica, nonostante la prescrizione medica magari anche urgente. Il cittadino avrebbe diritto di esigere che quella prestazione venga fatta in libera professione intramuraria pagando solamente il ticket. Quindi noi abbiamo suggerito a chi si è rivolto nelle nostre sedi, lamentando appunto il disagio che ha nell'accesso alla sanità pubblica, di inviare una raccomandata alle USL per esigere questo diritto. Abbiamo visto che quando i cittadini hanno inviato la raccomandata o quando si sono lamentati presso l'ufficio relazioni per il pubblico, questa cosa ha fatto scattare subito il fatto che sono stati richiamati e hanno avuto la prenotazione. Altra proposta, prevedere per gli over 70-75 di aprire degli slot vicino alla propria residenza, anche per evitare la lontananza influisca sulla rinuncia alla prestazione. La Regione è favorevolissima a questo tipo di procedura, anzi ritiene che questo sia un percorso che bisogna assolutamente perseguire. 30 milioni di euro i fondi stanziati dalla Regione Veneto per il piano di rientro delle liste d'attesa per le prestazioni con codice D, cioè entro 30 giorni, da programmare entro dicembre prossimo. Hanno iniziato già con le priorità, quelle che erano 10 giorni. Da novembre ce n'erano, ad esempio, questo è un dato che ci hanno dato 2000, ad oggi ce ne sono 23, a settembre prenderanno in carico quelle che hanno i 30 giorni, che sono poi quelle che anche dal nostro monitoraggio si sono rivelate, insomma, quelle più critiche. Si parla di quante prestazioni? Allora si parla, loro hanno degli obiettivi su delle prestazioni di 246.000 prestazioni che loro vogliono recuperare da maggio 2023 a dicembre 2023.